Esci, dai, fatti vedere, dai. Ecco, adesso ti mostro. Allora, signori maestri, Enrico Cremonesi con noi in tutta la sua vera altezza. Uomo che mi chiede, ma sai, a Natale mi hanno regalato il computer, io per la prima volta sono possessore del computer. Sai che la prima cosa che ho fatto è digitando la parola babbuino mentre lo davevo fuoco. Senti, di che cosa musicalmente, che cosa faremo? Tante cose bellissime. Tipo la sigla, come la sigla? Fantastica. Bellissima. Sì, metti le mani avanti, metti le mani avanti, fantastico. Sempre meglio, guarda, sto periodo meglio metterle dietro che fai sempre buona parte. Fagli sentire un po' com'è la sigla. Così a cappella, si dice a cappella, senza musica, così. Dai, tanto lo spettacolo comincia. Queste sono le note. Sentite che bella. Fa, sol, fa, sol, fa, un fa, sol, fa, sol, mi, sol, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, do diesis, mi, do diesis, mi, re, diesis, do diesis, re, diesis, si, la, si, sol, fa, sol, mi, sol, fa, sol, la chiesto, si, la, sol, tu sorella, eccola qua. Dai, vai, fammi una cortesia, vatti a preparare che devo. Portati la sciarpa, io vi chiedo scusa, abbiamo un cast qua di delinquenti, eppure io veramente, prima di cominciare lo spettacolo, devo dire che abbiamo cominciato questo decennio in maniera terribile, soprattutto col terrorismo. Io c'ho una paura, poi io volo, viaggio, vado avanti, vado indietro, la gente si mette l'esplosivo, pure adesso ci sono i body scanner. Adesso l'ha detto Maroni che si metta, io c'è il body scanner, poi per noi uomini è una cosa terribile, capito? Perché c'è noi uomini, perché tu vedi gli addetti ai body scanner, tu ti fai perché lo fanno? Io non lo so, ma se metti caso che tu stai facendo un volo e davanti a te c'è Rocco Siffredi e poi dopo ci sei tu, non va mica bene questa cosa qua, ragazzi, non va bene. È stato un decennio terribile, è stato un decennio che veramente meno male che è finito, un decennio di scandali. Io non so qui a Bolzano come se seguite le vicende, perché voi siete un po', ma siete un po' così, un po' così, ma sappiate che con lì sono successe delle cose inenarrabili, cioè la politica è stato veramente uno scandalo, sessuali, droghe, cose, non lo so, nani, ballerine, minorenni, ville, uomini tirati in faccia, è successo con donne nude con i registratori, donne nude che sti poveri politici non c'entrano niente. Se io mi riferisco a quell'omino lì, non c'entra niente lui, perché lui piace le donne gli saltano dentro la sua villa in Sardegna, gli entrano dentro. Dico io, omino di Arcore, 2 lire ce l'hai, mettile 2 sbarre, un allarme, qualche cosa, che poi gli entrano le donne con il registratorino. Ma io poi mi immagino, questo non fatelo, non è spettacolo, queste sono considerazioni mie personali, io mi immagino questo omino che si trova con una nuda con il registratore, e mentre sono lì lei lo guarda e gli dice: Silvio, scusa, mi puoi dire per favore prova non se ne può più, destra e sinistra, perché la sinistra lì hanno esagerato, perché vedi, hanno visto che con gli scandali sessuali la destra ha avuto consensi ancora di più, allora si saltiamogli dentro, vai, chiamiamo il governatore del Lazio, vai! Ma lì proprio gli hanno dato dentro di brutto, tant'è che adesso la sinistra, chi candida alla regione Lazio? La Bonino, contro ogni tentazione.